Ed ora vi raccontiamo la storia di Mario Vielmo, alpinista che, come Messner, è tra i pochissimi ad aver scalato tutti i giganti della Terra. Vediamo con Alessandra Baroni. Siamo quasi in cima. Il respiro difficilissimo e una fatica che da qui si può solo immaginare. In vetta 8027 metri, Mario Vielmo pensa all'Italia. La bandiera delle Olimpiadi di Cortina Milano 2026. 14ª volta sopra gli 8000 metri senza l'aiuto di ossigeno, un'impresa straordinaria, eguaglia così il record di Reinhold Messner. Lo raggiungiamo a Lhasa, capitale del Tibet. Io sono appena rientrato dalla spedizione allo Shishapangma. Vicentino, di professione guida alpina, la passione per le altezze è cresciuta tra Alpi e Dolomiti, poi l'incanto dell'Himalaya. Un'esperienza che dura da quasi 30 anni. Lì ho capito che alla fine la montagna decide la nostra sorte. Lui, che ha quasi 60 anni, dalla montagna ha imparato tanto, ma ad ogni scalata resta senza parole. L'emozione di uno dei pochissimi uomini della storia che conosce tutti i giganti della Terra. Si respira quest'aria sottile che ti riempie il cuore e ti libera proprio la mente. Beh, grazie. Benvenuto a Mario Vielmo, benvenuti a voi che siete così numerosi, mai così numerosi in una delle tappe che lo scorso anno abbiamo affrontato con talenti. Questa è la prima del 2025, cambia leggermente la formula, nel senso che non sono più under 40, mi dispiace per te, ma l'anno scorso abbiamo ospitato solo talenti under 40, tu sei abbondantemente fuori. Datato. Sì, non parlo io, per cui vi ringrazio e permettetemi all'inizio di formulare il nostro grazie ai partner che sono il Comune di Vicenza e la Fondazione degli Studi Universitari di Vicenza e il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università degli Studi di Padova. Ci sostengono anche quest'anno BVR Banca Veneto Centrale e Z Farmaceutici insieme con il Centro Commerciale Palladio, le Pelletterie Palladio, Uffici e VDP Group. Più tardi staremo insieme, se ne avrete il piacere, dopo aver ascoltato ciò che ci ha da raccontare Mario Vielmo, per un terzo tempo, un aperitivo che faremo insieme agli amici di Garzadori. Un grazie anche alla nostra agenzia di comunicazione ZIP. Benvenuto, grazie Mario. La prima domanda, buonasera a tutti. Dopo aver visto questo momento che ha celebrato il compimento di tutte le vette che superano gli 8000 metri, è quella che mi riporta a casa tua, all'Onigo, perché credo che molti hanno l'idea dell'alpinista Messner, già il nome ti dice che viene dall'Alto Adige, uno che viene dall'Onigo si chiede che sarà a 10 metri d'altezza sul livello del mare. 40, quasi 50. Che ci azzecca uno di Lonigo con ste cime qua? Ma devo dire che io credo di avere un sangue montanaro. Il mio bisnonno veniva da Domegge, quindi e lì si spiega il perché, insomma, io poi ho cercato, questa passione, ho cercato di salire sempre più in alto, ecco. E ho iniziato poi a frequentare la montagna, spinto un po' da mio padre, quando ero giovanissimo, all'età proprio di 6 anni, quindi i primi passi con gli sci qua sull'altopiano di Asiago. E poi con mio fratello Lorenzo, che ha 5 anni più di me, e lì avevo già 14-15 anni, e abbiamo iniziato a girare per il Carega, che poi
è diventata anche la mia palestra, la mia montagna, la montagna del cuore, dove mi sono confrontato con il mondo dell'alpinismo, quindi esplorando questi vai, che adesso c'è anche la moda, no, di salire. Abbiamo delle montagne stupende, sono tutte vicentine, senza andare tanto lontano. In inverno il Carrega diventa un teatro incredibile proprio un po' per tutti, si può fare qualsiasi cosa, dalle escursioni semplici a scalate più estreme con le piccozze, il ghiaccio e quant'altro. E abbiamo anche qui un testimone che vorrei salutare, Tarcisio Bellò. Tarcisio l'ho visto anch'io. Esatto, che lui è anche un grande promotore, insomma, di questo alpinismo. Ecco, poi da lì la mia curiosità è partita in quinta. Io desideravo, insomma, andare sempre più in alto, quindi prima ho iniziato a salire i 4000 delle Alpi, poi le prime esperienze sulle Ande con l'Alpamaio, il Chimboraso, il Cotopaxi e il Huascarán, che sono tutti di 6000 delle Ande, poi Pamir qualche anno dopo, e nel 1996 ho iniziato con la mia prima esperienza al Broad Peak, quindi uno degli 8000 del Karakorum. Esperienza, come dicevo prima anche intervista via radio, Radio Stella, un'esperienza che mi ha insegnato tantissimo, un'esperienza che mi ha fatto riflettere sulla rinuncia, perché arrivammo, io un alpinista basco, che avevo conosciuto a Campobasse, eravamo veramente in 4 gatti allora. E adesso è cambiato tutto quanto, poi Di questo parleremo anche di questo. Anche del certo. valore della rinuncia. Prima ti volevo chiedere, tra gli elementi fondamentali che tu poni per chi vuole affrontare l'alta quota, poni pazienza e gradualità. Gradualità posso intuirla, ecco, come si sta la pazienza di fronte L'alpinismo, l'himmalaismo è fatto di pazienza. Per cui quando si arriva al campo base tu devi innanzitutto permettere al tuo organismo di adattarti, e questo processo di adattamento, acclimatazione, è molto lento, a meno che tu non venga da un altro 8000 che sei già pronto, ma altrimenti una cima di un 8000 quando arrivi al campo base la puoi tentare solamente dopo la terza settimana che sei, diciamo, lì. E devi anche muoverti, non devi stare fermo a campo base come spesso tanti fanno, cioè lì bisogna salire, montare i vari campi, per cui questo ti permette anche di accelerare l'acclimatazione, questo è importante e l'ho imparato proprio a mie spese. Ma ritornando sempre, volevo finire il discorso della rinuncia, Sì. quella volta lì con questo basco, insomma, noi rinunciamo a 7500 metri, spinto anche un po' dalla sua esperienza, perché io ero inesperto. E mi disse: Mario, guarda che qui la situazione è abbastanza pericolosa, c'era un alto rischio di valanghe, io lo ascoltai. E subito lì per lì, insomma, tornai giù a Campobase proprio sconfortato da questa decisione. Ho detto: ma come prima 8000, non mi porto a casa la cima. E poi riflettendo bene, mentre ritornavo, insomma, lungo questo trekking lunghissimo del Baltoro, e capii veramente questo insegnamento, ecco, rinunciare, perché poi la vita è sempre più importante, no? Io ho rischiato tante volte nella mia vita e nella mia carriera, in questi 30 anni, 5-6 volte sono arrivato veramente a un filo, vicino veramente alla morte. E paradossalmente quella volta che ho rischiato di più mi trovavo in un posto sicuro. Ero al campo base dell'Everest 2015. Quello del terremoto. E ci fu a mezzogiorno quella terribile scossa del terremoto che poi sconvolse il Nepal, perché ci furono 10.000 morti. Ma il campo base viveva una situazione veramente tragica. Morirono in 20 alpinisti che erano proprio dietro le mie tende. E in montagna ci vuole, allora, rischio zero non c'è, non esiste, chiaro, però ci vuole anche tanta fortuna.
Qui ho riportato una slide molto Sì, significativa la per guardavo stamattina, darvi l'idea i punti della spedizione. esatto, di quante cose servono, bisogna osservare e studiare a tavolino prima a casa per organizzare una spedizione. Sembra una cosa semplice e facile. Adesso sono cambiate le cose, nel senso, grazie alle agenzie, gli Sherpa, tu parti volendo da casa anche in jeans e maglietta, compri tutto a Kathmandu ed è tutto più facile. Però uno che vuole organizzare una spedizione è veramente uno studio, si impiega anche un anno prima perché non bisogna lasciare a casa nulla e là anche un ago può servire. Cioè, se potete tornare un attimo indietro, eccoli, uno dei punti è il mal di montagna, conoscevo il mal di mare. Certo. Mal di montagna, come lo combatti? Il mare in montagna è una questione prettamente soggettiva. Tutt'oggi la scienza non dà ancora delle risposte. Ci sono persone che si adattano prima di altre proprio che nonostante abbiano un allenamento diciamo eccezionale, non riescono ad adattarsi bene in alta quota e la soffrono. Il male di montagna è suddiviso in 3 stadi: male acuto di montagna, che è il primo sintomo, cioè mal di testa, inappetenza, insonnia. Ecco, questa è la prima avvisaglia di questa situazione fisiologica che ti sta dicendo attenzione, qui c'è qualcosa che non va. È il primo segnale che, se viene ignorato, questo può portarti a una situazione ben più grave, a incombere anche all'edema polmonare o cerebrale, quindi attenzione a questi segnali. Io lo dico sempre a tutti, anche i trekker, più di qualche trekker che è stato male, io l'ho fermato, anzi l'ho fatto scendere durante il trekking, quindi magari si trovava a 5.000 metri vicino al campo base dell'Everest. L'ho fatto scendere di una tappa di 2, l'ho portato a 4.000 metri e lì è atteso un paio di giorni e poi è riuscito a ritornare su. Perché ogni persona, come dicevo prima, è soggettiva, ogni persona ha i suoi tempi. Ok? Io probabilmente perché mi sono abituato, ho abituato il mio corpo a un adattamento molto veloce e mi sono studiato. Mi sono ascoltato, mi sono studiato e conosco i miei tempi, so quali sono. E se appena sto male, fortunatamente nella mia carriera sono mai stato male, seriamente, però qualche piccolo sintomo l'ho avuto anch'io e allora mi sono sempre fermato. Ascolta Mario, tra le cose che suggerisci a chi vuole affrontare un'esperienza magari non così importante o estrema come la tua, suggerisci di studiare l'alpinismo, perché per trovare l'etica della montagna. Ecco, perché questo suggerimento e qual è l'etica della montagna? La mia etica era quella appunto che purtroppo adesso al mondo d'oggi non esiste più, quella di avvicinarsi un po' alla montagna lentamente, con rispetto sì, rispettando non solo la montagna ma anche le persone che stanno con te. Ecco, questo è essenziale, perché i valori come la sfida fino a un certo punto, ma quello che conta in spedizione è anche il saldare nuove amicizie, il confrontarsi con colui che tu ti leghi, no? In cordata. E questo è importante. Poi l'etica, ad esempio sugli 8000, ho sempre cercato di non usare le bombe d'ossigeno perché a mio avviso è un modo sbagliato di avvicinarsi a questo mondo, al mondo dell'alta quota, perché se quelle sono le difficoltà, non tanto tecniche come altre montagne come il Cerro Torre, no? Il Fitzroy, le torri del Trango, eccetera, che sono pareti verticali, ecco. Lì più un alpinismo un po' più soft, più leggero, però la difficoltà è confrontarti con le altezze.
oltre i 7.000 metri, chiamata anche addette zona, zona della morte, il nostro organismo, prima c'era una slide che lo spiegava bene, si trova veramente in una situazione al limite, che coordina tutto questo, che fa la differenza è la pressione parziale dell'ossigeno a diverse quote. Cioè al campo base a 5.000 metri abbiamo metà della pressione, per cui metà capacità polmonare di assorbire aria e ossigeno. A 8.800 metri invece all'Everest è ridotta a 2/3 in meno, quindi Impegnativa. è tutto più difficile. Sono passati 28 anni dal primo Sì. tentativo oltre gli 8.000 e il 9 ottobre, che mi pare no, cos'è stato il 9 ottobre, l'ultimo. L'ultimo il 9 ottobre dell'anno scorso. 28 anni, come sei cambiato in 28 anni? Beh, ho maturato sicuramente. Però è anche Le 60 prime esperienze però erano è un po', anche 60 anni, ero voglio un dire, po' fisicamente. Sì, sì, beh, ma è chiaro. Allora, diciamo che ho accumulato tanta esperienza, quello sì. All'inizio però ero un po' sprovveduto anch'io, ho rischiato tanto e col passare degli anni ho capito che alla fine quello che conta di più è portare a casa la pelle. E quindi poi affrontando anche certe situazioni mi sono ritrovato a fare delle scelte anche ben precise che potevano salvare non solo me ma anche i miei compagni. E scelte anche sofferte perché ci sta, sei lì, insomma, ti impegni un anno, trovi gli sponsor, che anche quello è un tema, diciamo, fondamentale, e ti prepari per una salita e poi arrivi a un certo punto, come è successo nel caso numero 1, che a 120 metri dalla vetta io mi sono detto no, rinuncio. Vabbè, ero da solo, c'era un temporale in arrivo, potevo anche aspettare lì, tanto dopo mezz'ora era tornato bel tempo, però ho ascoltato anche quella voce, no? Quella voce che alla fine è la tua esperienza, che mi ha detto no Mario, non è la giornata giusta, torna indietro, scendi, torna a casa. Sì, sono scelte importanti, col passare degli anni poi maturi, e allora queste scelte poi le apprezzi. E che poi ritorniamo alla prima questione, se è il primo insegnamento che è la rinuncia, poi sì, rinunci, poi dici vabbè, alla fine mi porto sempre a casa una bellissima esperienza. E sono momenti in cui anche questi poi si accumulano dentro e ti aiutano a riflettere in altre situazioni difficili, situazioni in cui devi anche poi decidere per gli altri. Ecco, perché poi quando si parte in spedizione insieme, in compagnia, con altre persone, bisogna anche lì essere un po' altruisti, capire le esigenze di un altro. Se un compagno che è in difficoltà, cerco insomma di assecondarlo e di cambiare anche il programma per cercare insomma di portare a termine quello che era insomma all'inizio, no? L'arrivo insieme, la condivisione, questa è una cosa importante. Sì, questa immagine qua ti riporta al Fiaccola, Macallo, 2006. 2006, esatto. 2006, sei prima passato a salutare il Dalai Lama e poi hai portato la fiaccola fino Anche quello è stato un incontro che meraviglioso, posso paragonarlo forse di più anche all'arrivo in vetta di un 8000, perché con il Dalai Lama avevo letto anche dei suoi libri, un po' ho sempre abbracciato la filosofia buddista e in quanto filosofia più che religione, insomma non è una cosa pazzesca trovarsi lì, poi mi ricordo anche questa stretta di mano della sua santità Dalai Lama, non è una cosa di tutti i giorni, probabilmente lo sarà anche con il Papa, non lo so. Però ecco, questa è stata una spedizione meravigliosa, perché poi dopo aver fatto questo bellissimo incontro, il Dalai Lama, oltre a benedirci la fiaccola, scrisse con un pennarello indelebile, in sanscrito, un'antica scrittura, un messaggio rivolto a tutta l'umanità, un messaggio di pace e fratellanza. E io, assieme a questo gruppo, questo insieme di amici, c'era anche Claudio Tessarolo, Sì.
E riuscì insomma poi un bel giorno a portarla in cima a questa montagna, Makalu, che è stata una montagna che è un po' spirituale e sacra per i tibetani, e si affaccia proprio al Tibet che sta dietro, il confine tra Nepal e Tibet. La cosa bella è che poi al nostro rientro della fiaccola riuscimmo a metterla in vendita, perché era la prima volta che una fiaccola olimpica veniva, cioè raggiungeva simili quote, veniva portata in cima a 8.000 e impreziosita anche da questo messaggio, insomma, del Dalai Lama. Quindi la vendemmo e poi con il ricavato riuscimmo a costruire una scuola a Dharamsala, dove si trova proprio il popolo tibetano in esilio, una scuola per i bambini profughi tibetani. Quindi ecco, c'è stata anche questa, diciamo, questa cosa solidale che E a proposito di Olimpiadi, che chiusa. nell'ultima vetta che hai conquistato, hai portato invece E il l'immagine cerchio si è chiuso lì, di Milano assolutamente Cortina, sì, vero? assolutamente sì. Che- K2, montagna affascinante, secondo me, e non solo secondo me, ma secondo il mondo dell'alpinismo, è la montagna perfetta, che ogni alpinista vorrebbe scalarla. Provate a immaginarvi, trovarvela davanti quando uscite da Baltoro, all'incrocio col Goody Austin, questo ghiacciaio che porta sotto, c'è il Broad Peak, un altro immenso 8.000, e vedersi questa piramide perfetta, enorme. Pensate che è stato calcolato il volume di questa montagna equivale a un 40 Cervini messi insieme. Ecco, per darvi l'idea dell'immensità, okay, di una montagna del genere. E poi la bellezza, perché è veramente bella. Poi leggendaria, noi siamo anche stati i primi italiani con Lino Lacedelli e compagnoni nel 54 a salirla, no, per primi, per cui è anche importante proprio per l'Italia. Ecco. Qui purtroppo vivemmo un dramma, primo dramma che ho vissuto su un 8000, perché perdemmo Stefano Zavka mentre scendevamo dalla cima, ci colse la tempesta e io mi allontanai da lui, cioè ci allontanammo proprio per un discorso C'era la nebbia? logistico, perché c'erano delle corde fisse proprio nella zona del Collo di Bottiglia, una zona molto tecnica a 8.200 metri. Eravamo tutti e due stanchissimi, esausti, sfiniti, e poi ci siamo trovati in mezzo alla nebbia, al buio, perché arrivavamo su molto tardi quel giorno, alle 5:30, 6 della sera, tardissimo. Cioè arrivare a quelle quote, cioè in vetta 8.000 così tardi, significa mettersi nei guai, significa che se ti va bene tu scendi con gli arti congelati. E già lì ero preoccupato perché non sentivo un piede e mi misi un po' ad accelerare il passo, forse è stato questo a salvarmi, non lo so. Ma comunque quando arrivai alla spalla, qui una delle tante valanghe che ogni tanto scendeva dal campo base, quando arrivai alla spalla, che vedete quella che si vede, ecco, al lato destro della montagna, di notte, e questo è Stefano sulla sinistra, poi Michele a destra, che perse la vita un anno dopo, tornando su K2 perché voleva scendere con gli sci. E sto dicendo, quando ci trovammo sulla spalla, cioè io mi ero già perso, avevo perso il contatto visivo con Stefano e mi ero perso anch'io, non riuscivo più a vedere la luce della tendina, campo 4, che si trova a 8.000 metri praticamente. Per cui trovarsi sulla spalla è un luogo apparentemente, dice, sicuro, perché è quasi un falso piano, no? In leggera discesa, però si nascondono delle insidie. Ci sono delle cornici sia a destra che a sinistra lungo questo corridoio, e da una parte c'è la parete nord e dall'altra parte c'è la parete sud, quindi lì sbagliare e andare un po' a destra e a sinistra significava proprio buttarsi su una di queste cornici e magari poi piombare giù e fare un volo di 3.000 metri. Quando tu l'hai detto prima, più volte ho visto la morte molto vicina, hai visto anche e hai accompagnato in qualche modo chi era con te, che non è più tornato. Di fronte a queste situazioni qua non ti viene voglia di dire basta, rischio eccessivo,
metto in gioco qualcosa di più grande di me, che è la vita. Sì, io quando sono tornato anche quella volta al K2 volevo chiudere con l'alpinismo. Stefano non lo conoscevo bene, perché ci siamo conosciuti in spedizione, però mi è bastato quella settimana, anzi 2 o 3 settimane che abbiamo trascorso insieme per instaurare insomma un rapporto di amicizia profonda, quei rapporti che generalmente qui si fa fatica, ma perché manca quella intesa che tra noi alpinisti lassù è pura, non si nascondono altri interessi. Lì c'è veramente l'amicizia, vi intendo con la maiuscola. Come al contrario, mi è capitato anche di scontrarmi con altri alpinisti, vabbè, uno la pensa in un modo diverso dalla mia, per magari motivi anche, poi lassù non c'è niente di banale, motivi seri. Ecco, però quando c'è questa amicizia e poi viene interrotta, no, dalla perdita di un amico, un compagno, veramente si torna a casa col cuore infranto. Te l'ho chiesto prima, quando sei ai piedi di un 8000, che alla fine sono 8 chilometri, insomma, cioè non pochi. Si messi in Sì, orizzontale, messi in no, orizzontale sono sono un pochi, bel sì. pezzo di strada. E tu che li hai conquistati tutti, ti senti di fronte a un 8000 piccolo oppure oggi un gigante? No, io non mi sono mai sentito un gigante né prima né adesso. Anzi, adesso che posso dire di averli conosciuti tutti o di avere calcato la sommità, ecco, e mi sento di dire che forse mi sento ancora più piccolo di 30 anni fa. Forse 30 anni fa ero un po', come dicevo prima, sì, andavo sotto un 8000, dicevo ma sì, lo scaliamo, poi ne facevo un altro, ero molto, no, avevo questo pensiero un po' sprovveduto, no, però poi con calma e col passare degli anni ho capito che poi l'alpinismo ti insegna anche questo, ti insegna a stare coi piedi per terra, non di scalare la luna come avevo intenzione di fare da piccolo, ecco. Certo, abbiamo avuto tutti, chi della nostra generazione ha visto nel 68 l'allunaggio. Tu prima hai parlato di rinuncia. È rinuncia o fallimento? Quando Sempre non rinuncia, è non è sempre mai un rinuncia. fallimento. Sì, sì, poi quando rinunciai appunto quella, la mia prima esperienza e poi in altre come Gagebruno, Lotse, in altri 8000, insomma, alla fine tu rinunci, sai che hai la vita, hai mille altre Ma, occasioni, insomma, di riprovarci. Per ma la cui rinuncia ti deriva dalla lucidità o dall'istinto di sopravvivenza? no, allora l'istinto di sopravvivenza ti fa capire che sei a quel punto in cui tu passi l'asticella, ok, e dici ho rischiato troppo, devo fare un passo indietro. Ecco che allora alla prossima spedizione, alla prossima esperienza, tu ricordi quel momento, ok, quel limite, io li chiamo quegli limiti in cui qualche volta li ho sfiorati, li ho anche superati, ma mi è andata bene. Sono qui adesso a parlare con te. Però questi sono frutto di esperienze che poi, grazie a questi momenti, io poi ho messo, diciamo, ancora più attenzione in certe situazioni. Ho dato più attenzione, ho ascoltato di più la montagna. E ciò non basta, perché anche 3 anni fa su una ski tour in Turchia mi trovai in una situazione, vedi, in montagna si impara sempre cose nuove, una situazione quasi ingestibile, proprio dopo una valanga che si è staccata improvvisamente. Ci sono stati degli errori, per carità, che io adesso insegno, spiego, perché dagli errori si impara tantissimo e io dagli errori voglio proprio condividerli anche con le altre persone, con i miei allievi dei corsi, eccetera, eccetera. E lì si staccò questa gigantesca valanga, ci furono 6 travolti, di cui 2 alla fine erano fuori dalla valanga, 2 erano semi travolti, quindi non in pericolo di vita, ma 2 erano sotto.
Fortunatamente io mi trovo a monte, riuscii con gli sci a girarmi perché ero fermo che stavo osservando gli altri e uscire da questo, era un mare in movimento, praticamente si trattava di una valanga a lastroni di neve soffice, per cui tutto era in movimento, non riuscivo, e riuscii anche a restare un po' in piedi e scappare fuori dalla valanga. Poi aspettai che si fermasse la valanga e mi sono messo con molta velocità all'autosoccorso in valanga a cercare i primi travolti, i primi che ho trovato, insomma, partendo da monte a valle, e ne tirai fuori 2. Ecco, la seconda era quella che ha rischiato di più perché era sotto 1 metro, la Paola. Mentre altre persone le ho viste un po' in una situazione un po' confusa e non hanno collaborato al soccorso, per cui io ho preso in mano la situazione, ho gestito il soccorso dando dei segnali ben chiari, degli ordini, come il disseppellimento del primo, dopo il soccorso all'altro. Insomma, alla fine il risultato fu che ne uscimmo tutti senza incidenti. Però, credetemi, è stato un momento veramente uno dei più terribili della mia vita, perché lì subito ho dovuto proprio mantenere la lucidità e agire, cosa che spesso in montagna, ma ci sta, per un momento di completa confusione, uno può anche andare in tilt a livello mentale. Hai parlato prima di ossigeno, dei tuoi 14, 8.013 sono conquistati senza l'ausilio delle bombole d'ossigeno. L'Everest è stata una parentesi particolare in una giornata particolare che ti ha in qualche modo consigliato ad un certo punto che fosse opportuno l'ausilio delle bombole. L'Everest per quello rimane ancora nelle tue mire? Sì, è ancora un punto di domanda. Sì, all'Everest c'era anche Tarcisio, perché era una spedizione che aveva organizzato lui, e quel giorno ci trovammo all'ultimo campo, il versante nord, che è il campo più alto degli 8.000, pensate a 8.300 metri. Quindi a quella quota lì, pensate, si dorme una notte. Arrivammo su e davano venti forti al mattino, dovevamo partire di notte e lì abbiamo aspettato qualche ora. E venti forti, jet stream ai 20 e 100 km all'ora. Quindi in quelle condizioni l'Everest, chiunque non può salirlo, perché è impossibile senza il respiratore salire con un vento così forte, è praticamente impossibile. Per cui facciamo insomma, 2 conti e fummo anche fortunati perché trovammo delle bombole di ossigeno lasciate dagli spagnoli, mezze vuote, e decidemmo così di usare queste bombole se volevamo raggiungere la cima dell'Everest. Parliamo del 2003, era allora molto costoso, per cui io anche seppur contrario mi sono detto vabbè, o così Mario o così, o altrimenti non arrivi in cima. E così siamo saliti. Io sono stato più fortunato di Tarcisio perché avevo una bombola probabilmente più piena rispetto alla sua e riuscì a raggiungere la cima. E Tarcisio a pochi metri si fermò, giustamente, e saggiamente, insomma, tornò indietro. E pensate che arrivai in cima all'Everest da solo, perché dall'altro versante, da sud, probabilmente quel giorno non era salito nessuno, e restai lì 20 minuti da solo in vetta all'Everest. In quel momento mi sono detto, va bene, sono l'uomo più alto del mondo. Fu l'ultima volta che utilizzai l'ossigeno perché, come dicevo prima, insomma, per me... Ascolta, l'ossigeno, le non bombole è la stessa pesano cosa. e quindi in qualche modo sono un elemento che aumentano la fatica. Ma che vantaggio danno? Fermati poi un attimo qui sulle dita. Dopo spieghiamo le dita. Questo è il risultato di una salita senza ossigeno a Kanchenjunga, dove restai 22 ore nella zona della morte, cioè tantissime.
È una montagna pazzesca, perché l'ultimo campo lo monti a 7200 metri, quindi devi coprire 8586 metri. Devi coprire 1300 metri, a quelle quote sono tantissime. Poi è una montagna alta, è la terza dopo Everest e K2. Lì è successo anche una cosa pazzesca arrivavamo in cima io e altri alpinisti molto tardi, perché salita molto lunga, alle 5 del pomeriggio, e la discesa fu terribile, una delle esperienze più terribili della mia vita, perché c'era con me uno Sherpa, Bibash, che era stato soldato per darci una mano assieme a un altro Sherpa, darci una mano nel portare sui carichi e nel montaggio dei campi. Poi lui era libero di scegliere se salire e arrivare in cima oppure no. E siccome lì gli Sherpa, ecco, in Nepal preferiscono raggiungere la vetta perché per loro è curriculum, quindi va a una crescita proprio formativa, ecco, del proprio alpinismo. Quindi, bene, lui è salito con l'ossigeno, io senza, e bene o male siamo saliti insieme, insomma. Poi abbiamo raggiunto la cima insieme. E quando è stato il momento di scendere, io ho iniziato la discesa, e lui anche, lui chiaramente con l'ossigeno più veloce, non l'ho più visto, eccetera. A un certo punto lo incontro verso, credo di essere stato a 8200 metri, e lì vedi Bibash, lo incrociai, era a 20 metri da me, con la luce accesa, e iniziò subito a scendere, e fece 2-3 metri, lì c'era un dosso, e a un certo punto vidi la sua frontale scivolare immediatamente, cioè correre giù per questo grande canale. E di notte non potevo capire, insomma, e avevo intuito ovviamente che Bibash era scivolato. E lì iniziai, ho detto magari si sarà fermato in fondo al canale, quindi iniziai con velocità, insomma, a scendere. Ero stanchissimo ovviamente, perché pensate, dopo 5-6 giorni che sei in parete non è che sei così lucido che corri. E uscii addirittura dalla via a cercare Bibash, però inutilmente. Nel frattempo, mentre scendevo, vidi un'altra sagoma passarmi con una velocità pazzesca a 6 metri da me, e un altro alpinista che era scivolato. Insomma, a farla breve, fu una notte terribile, perché morirono in 5. Morirono 3 Sherpa, compreso il Bibash, e poi 2 ungheresi, e anche un ungherese, 2 ungheresi e un coreano, quindi 2 Sherpa, un ungherese, e 2 ungheresi e un coreano. E io restai, come dicevo prima, 22 ore nella zona della morte, per cui poi mi ritrovai al campo 2, dove incontrai la dottoressa Annalisa Fioretti, che era in spedizione con me, e vide subito che avevo le dita, insomma, messe proprio male, e mi fece il primo trattamento con delle punture di desametasone per frenare un po', diciamo, il congelamento. Il congelamento dovuto appunto al fatto che io sono stato esposto nella zona della morte tantissime ore, perché oltre alla difficoltà che abbiamo nel salire, noi sentiamo molto di più il freddo. Questo va detto, questo è fondamentale. Cioè, rispetto a uno che utilizza l'ossigeno, qui ero con gli Sherpa, con le dita dentro la vaschetta. Esatto, lungo il trekking di rientro, con altri Sherpa che avevano anche loro dei principi di congelamento. Cioè, senza ossigeno il freddo Quindi senza ossigeno è molto più elevato. Assolutamente, cioè, anche quest'anno allo Sci del Pargama, che è stata una salita praticamente autunnale, perché siamo partiti molto tardi, i visti sono arrivati tardi, e siamo arrivati a campo base il 26 di settembre, quindi già inizio autunno, e la salita l'abbiamo fatta poi il 9 ottobre, quindi autunno, a meno 30 gradi di notte, quindi ho scalato praticamente 10 ore, sono stato al buio, perché abbiamo anticipato addirittura la partenza all'8 di sera, dovevamo partire all'1 di notte, perché era in arrivo una tempesta a metà giornata. E lì, credetemi, io ho tremato dall'inizio alla fine. Ho cercato di gestire il freddo, perché anche questo va gestito. Alcuni momenti di, diciamo, debolezza
ero lì che guardavo in basso e calcolavo il tempo che avrei impiegato da dove mi trovavo a raggiungere il campo 2 che si trova a 6009. Ho detto vabbè, in 2 ore ci sono, mi infilo dentro al sacco a pelo e mi scaldo un po' di acqua col fornello. Ecco, tutti questi pensieri che ci stanno sono pensieri che ti portano a salvarti in certe situazioni. Io ho cercato un po' di eliminarli, di pensare, concentrarmi più alla salita, perché altrimenti sarei sceso. Hai parlato prima, ma ripeto, io sono assolutamente ignorante, per me la salita massima è Fiorentini Tonesa, per cui figurati. Di Questa è la Stefano, di Bibas, che hanno trovato la morte scendendo. La discesa è così insidiosa? La discesa è insidiosa, pericolosa, ma non tanto per l'aspetto tecnico, perché quando si scende si fa meno fatica, ovvio, è la salita la cosa più dura, però si è stanchi, sfiniti, e in quel momento lì un attimo di distrazione. La cosa che spesso non si dà importanza è la camminata, il passo. Io l'ho notato su di me, quindi a mie spese, e magari si pensa che alla cima, no, beh, è un momento bello, fortunato che ho raggiunto la vetta, quindi insomma mi rilasso, ma non è così, perché è lì che poi ti freghi, è un attimo inciamparsi con un rampone sulla ghetta, sul pantalone, e lì alla fine, se non sei agganciato alla corda, che è successo anche questo, quindi, e non solo, poi mi è capitato su G1 nel 2021 che non era stato attrezzata l'ultima parte perché eravamo in pochi, ero io con Marco Confortola e altri 2 portatori pakistani, la mia amica Flor, peruviana, una ragazza fortissima, e partimmo dall'ultimo campo, da 7300 metri, e lì non c'erano corde fisse, su un terreno difficile, a 50 gradi, ghiacciato perché trovavamo neve molto dura. E in salita siamo andati bene, ma poi a scendere, credetemi, non è stato facile, perché lì faccia a monte, passo dopo passo, si è stanchi, e lì basta un attimo, una piccozza piantata male, un rampone, un piede non piantato bene, un rampone piantato bene, perdi l'equilibrio ed è la fine, poi non ti fermi più. Tanto ci pensavo venendo qua, è anche una strana vita quella dell'alpinista, perché impieghi giorni per arrivare, poi quando sei su magari fa un po' buio e te ne devi andare immediatamente, non te lo godi neanche, è una vita strana. Sì, alla fine, come ho sempre detto, noi quando abbiamo la fortuna di raggiungere queste sommità siamo ospiti di queste altezze e poi togliamo il disturbo perché sono luoghi talmente belli, affascinanti, ma nello stesso tempo anche inquietanti, perché poi alla fine tu pensi di aver raggiunto il tuo sogno, ma in realtà l'hai raggiunto a metà. Perché l'altra parte del sogno è quando torni a casa, è quando riabbracci la vita e le persone e gli amici che ti stanno aspettando. Toglimi una curiosità, ho visto prima all'inizio abbiamo visto tutti i punti per organizzare una spedizione. Quanto costa una spedizione come quella tua? Sempre di più, i prezzi sono aumentati, chiaramente. Anche il prosciutto sempre di più per la verità, ma se dovessimo materializzarla quanto costa? Beh, ti faccio un rapporto, ad esempio sull'Uccisa Pagma nel 2018, l'Uccisa mi era costato $12.000 prima del Covid, perché il Covid ha fatto una bella differenza, un bel salto di qualità, Anche diciamo così. Non risparmia nessuno, il Covid non ha risparmiato nessuno, è democratico, non ha risparmiato questo è i democratico. prezzi. E nel 2000, perché l'ho tentato anche nel 2023, mi è costato $28.000 perché allora con Sebastiano, il mio carissimo amico, non avevamo lo Sherpa,
potevamo anche non averlo, quindi abbiamo deciso così. Poi la Cina ha messo l'obbligo di avere, ogni alpinista, l'obbligo di avere il proprio Sherpa, e $35.000, cioè $35.000 mi è costato. Più extra, eccetera, insomma, su $40.000, è assurdo, allucinante, pazzesco. Gli sponsor li trovi tu, ti affidi a un'agenzia, ti cercano loro perché ormai sei Mario Vielmo? Ecco, allora, oltre alla fortuna di aver diciamo, raggiunto la sommità di questo 8000, sono stato anche fortunato nel cercarmi degli sponsor, che poi sono diventati anche degli amici, hanno capito quanto importante era per me e soprattutto quanto valore io davo a queste esperienze una volta tornato. E chiaramente ho cercato anche un po' di coinvolgerli in serate, in conferenze, nei miei filmati, perché amo anche filmare, eccetera, eccetera. Però ho cercato insomma un bel rapporto con gli sponsor che bene o male mi hanno sempre sostenuto e aiutato insomma in questi anni. Ho visto dalle immagini, in qualche fotografia del caschetto, che molti sono anche vicentini e veneti, fortunatamente. Costa più o meno lo stesso per chi oggi vuole affrontare un 8000 senza essere un alpinista? Cioè questo turismo degli 8000 quanto costa e quanto fastidio ti dà? Beh, allora dà molto fastidio perché se parliamo di aspetti etici, no? Come ritornando a quella domanda, è cambiato tutto. Adesso anche un alpinista, diciamo un escursionista, potrebbe, tra virgolette, scalare l'Everest. Si presenta un'agenzia locale, adesso ce ne sono 3-4 che hanno preso in mano il grande business, che poi vabbè è per loro anche una ricchezza, aumenta il PIL del Nepal perché è un'industria quella del turismo d'alta quota e del trekking. Chiaramente hanno le montagne più belle del mondo e le sfruttano a casa propria, si fa quello che si vuole ovviamente. E per cui ritorniamo a questo alpinista, pseudo-alpinista che vuole raggiungere la cima dell'Everest, contatta questa agenzia e dice: io ho poca esperienza, ho fatto sì, magari un 4000, bene, noi ti garantiamo il successo quasi al 100%, però devi pagare. E ci sono alpinisti disposti anche a pagare $100.000 per avere tutti i comfort, 2-3 Sherpa al proprio seguito, bombole di ossigeno al cambio, quindi perché ecco, l'erogatore della bombola di ossigeno funziona da 1 a 4, in base più aumenti la fuoriuscita di ossigeno, più respiri ossigeno e meglio stai, quindi, più benessere, e quindi è quasi paragonabile a una salita diciamo di un 4.000 o 5.000 metri, ecco. Poi diventa tutto più semplice, più facile. Dopo io ho visto anche gente, non dico imbranata, ma quasi, gente che non era neanche capace di allacciarsi i ramponi. Ecco, ma allora a questo punto sono io che mi chiedo, ma dove sta andando questo mondo, questo alpinismo? Ahimè, purtroppo sugli 8000, soprattutto l'Everest e poi anche qualcun altro, adesso sta cosa sta andando anche verso il Karakorum, verso le salite anche di montagne più tecniche, anche più difficili come l'Annapurna, e poi succedono gli incidenti come è successo nel 2023 allo Shilapagma, dove 2 americani in competizione che stavano chiudendo il loro 14° 8000, mancava la prima donna americana, erano 2 rivali, si odiavano addirittura. E nonostante l'avvertimento, il nostro e anche di alcuni Sherpa, loro hanno continuato. C'era un altissimo rischio di valanghe. Si era staccata una valanga qualche giorno prima dal campo 1. Io avevo riportato le immagini, non sono più avanti. E ignorando tutto questo per la smania di raggiungere a tutti i costi insomma, la cima. 2 valanghe causate prima da una cordata e poi dalla seconda, quindi loro sono morte e altri 2 Sherpa sono morti, 4 persone. Tu prima hai parlato di formazione, cioè tu insegni ad andare in montagna. Hai parlato, qui siamo anche all'università, quindi la formazione ci sta
in termini più assoluti. Sei anche guida alpina, stai pensando di fare business e di portare tu qualcuno verso l'8000 a pagamento? No, vabbè, potrebbe anche essere, però se fosse farei fare comunque un format importante prima a quello alpinista, cioè lo seguirei passo dopo passo in modo che questo alpinista possa avere insomma, un'esperienza adeguata per poi salire a un 8000. Se tu dovessi definire Mario Vielmo, è più forte fisicamente o più forte mentalmente? Allora, qui sono più forte fisicamente, non mentalmente. Io qui, diciamo, a casa, ecco, mi sento molto debole mentalmente, mi sento impreparato di fronte a tante situazioni, alla società, non riesco a seguire più niente. Io seguo anche un'attività commerciale, tra l'altro. C'è tanta confusione in questo mondo. Io lassù invece apro la mia... mi si apre, ma è una cosa automatica, al 100%. E chiaramente col passare degli anni non ho il fisico che avevo a 30 anni, quando salì il mio primo 8000, ovvio, per cui adesso mi rendo conto che insomma, a 60 anni sono meno veloce, sono più lento, ma ci sta rispetto anche a questo. Quindi ha dato la mia salita a cosa riesco a fare. Però, d'altro canto, di mio, ho una grande esperienza che ho saputo e ho imparato, prima di tutto, ad ascoltarmi, e questa è una cosa veramente rara, ascoltare se stessi, e poi ho imparato anche ad ascoltare gli altri, perché questo, la montagna mi ha aiutato anche a questo. Sì, ascoltare peraltro è un esercizio che dovrei consigliare a tutti. Io per primo che sono abituato a parlare molto e pur avendo le orecchie grandi ad ascoltare abbastanza poco. È un esercizio utile. Assolutamente. Sì, molto, molto utile. Non è che dal verticale, perché insomma adesso hai raggiunto tutti gli 8000, insomma, guarderai avanti. Non è che dal verticale pensi di andare all'orizzontale, che ne so, i ghiacciai dell'Antartide, i deserti. È una cosa che non... Beh, ho un invito, guarda, caschi proprio in un momento interessante, perché ho ricevuto qualche giorno fa un invito a partecipare a una spedizione verso il Polo Nord. Non posso dire nulla perché è ancora in fase di cantiere. Ci avevo azzeccato. Sì, è vero. No? Bravo. Ho ancora 2 o 3 domande, poi magari mi piacerebbe di dedicare una decina di minuti a qualche domanda che arriva dal pubblico. Mi piacerebbe però anche vedere un altro filmato che Mario gentilmente ha portato. Sì, andiamo avanti. Adesso vediamo. Questo è il Broad Peak, quella montagna che poi sono riuscito a salirla praticamente 24 anni dopo, è il mio primo tentativo. Il primo tentativo. Andiamo. Campo 2 hay sitio o es un infierno como el campo 1? Io sono pizzaiolo. Anche il mangiare bene, mangiare bene è importante. Te veo muy fuerte, te veo muy motivada y adelante, todo mi apoyo.
un ottimo compagno. Andiamo. Devo dedicare questa salita ai miei 4 amici che hanno perso la vita qui in Pakistan. Stefano Zavka sul K2, Michele Fait sempre sul K2, Cristina Castagna qui sul Pro Peak e Daniele Nardi sul Nanga Parbat. Dedico la salita a loro. Rivederti ti riempie di orgoglio o di emozione? Ma rivedo quei momenti particolari che ho vissuto in montagna. In questo caso del Pro Peak, lì mi trovai per la prima volta a conoscere questo ragazzo, Alex, con cui avevo commentato, come un bravo ragazzo. L'avevo conosciuto lì in spedizione, una persona squisitissima, perché poi andammo veramente d'accordo e alla fine diventò proprio un mio compagno di cordata. Purtroppo lui un po' sfortunato perché si trovò con un congelamento serio alle punte delle dita e non arrivò proprio sulla cima principale, si fermò alla cima secondaria perché separata da circa 800 metri di questo falso piano. È un'insidia un po' della caratteristica, diciamo, di questa montagna, il Pro Peak, che vuol dire cima larga. E mi ricordo che mi disse: guarda Mario, non sto bene, sento freddo, e io gli suggerì proprio di scendere. Ed è stata la cosa più giusta che poteva fare, perché vabbè, dopo se l'è cavata ha perso poco da un dito del piede, però se avesse continuato, perché da lì dove lui decise sul mio consiglio ovviamente di scendere e arrivare in vetta, ci voleva un'ora andare, un'ora tornare. Io poi scesi col buio perché arrivai sempre un po' tardino come sempre, mai recidivo la cosa. È un po' come i treni. Esatto, sei in ritardo. Ecco, sono momenti comunque quando mi rivedo mi fa molto piacere, certo. Assolutamente. Io devo dire la verità, faccio un po' fatica a pensarti, a vederti dietro il bancone del negozio di casalinghi che gestisci insieme con tua sorella all'Uniu. Tu come ti trovi? No, io mi alleno perché in mezzo ai calici di cristallo vado lentamente, quindi ho imparato a muovermi lentamente tra una parete e l'altra, tra i seracchi. No, lì sì. Io sono cresciuto in negozio, anzi sono nato in negozio da piccolo, perché mia mamma ha avuto 5 figli, 4 ragazze, un fratello che fa il pilota di elicottero, anche lui ha scelto uno sport, diciamo, sì, tutti con i piedi per terra, un po' strano. E, insomma, lavorava e ci teneva in negozio, per cui io sono nato in negozio. Per me è un ambiente che mi rilassa. È un rifugio. È un rifugio, esatto. Il mio rifugio. Rifugio che ti ripara. Fisico, il rifugio dell'anima invece è lassù. Contro il caos della modernità, Cinar sì. non è sufficiente, quindi, assolutamente no. Quindi vai lì. Io invece, ripeto, insomma, per me è già ai Fiorentini, è l'altezza che mi trovo bene. Microfono è di Paola. Una decina di minuti se avete qualche domanda, basta alzare la mano. A parte che si sente anche a voce, penso. Sì. Chi è che vuole? Prego. Lei ha avuto modo di ricordare Cristina Castagna? Certo. Veramente?
proprio hanno chiamato il sottoscritto che era assieme a Giampaolo Casalotto, un altro Casalotto, alpinista vicentino. sì, sì. Sì. La domanda invece è questa: per quanto riguarda nelle scalate tutta la componentistica fisiologica, come la risolvete? Com'è che viene affrontata? Intendo dire, per esempio, il fatto diuresi, il fatto... Insomma, per dirla in italiano, per far pipì e il resto, come vi arrangiate? Com'è che gestite Allora, questa... in quota non è che ne fai tanta perché siamo sempre super disidratati, per cui beviamo, ma poi noi grazie all'invenzione della Rainbow Zip, che è dietro una cerniera sul tutone, no? Però tanti non usano il tutone, usano i due pezzi spezzati, ecco, cioè i pantaloni e il giaccone. Comunque nel tutone c'è dietro questa Rainbow Zip che togli e diventi, cioè è possibile fare tutto, insomma, anche per una donna, anche sull'asse. Però ripeto, siccome in quota di solito siamo veramente disidratati, beviamo pochissimo perché consumiamo tanti liquidi, ma poi ti devi anche sforzare a bere, questo è un grandissimo problema. E mangiare non se ne parla, Ecco, cioè l'alimentazione che sopra importanza i ha 6.000 metri l'alimentazione? cominci già a perdere l'appetito. Quindi riesci a buttare giù qualche minestrina, io mi porto ad esempio del pane secco qui, pan biscotto, dei crackers con del grana, pezzettini di grana, e dopo non riesci a mangiare granché. C'è qualcun altro che riesce a mangiare di più, e dico sempre beati voi. Infatti quando scendo da 8.000, io prima di partire accumulo un po' di grasso, e ci sta. Poi in quota si perde prima il muscolo, perché a livello fisiologico consuma meno ossigeno, perché il grasso è l'ultima parte che il corpo, esatto, è proprio una riserva, no? Quindi lo utilizza proprio in extremis. Però dai 8-10 kg li perdo sempre io, che poi recuperi in una settimana. 8-10 kg? Poi arrivi a Kathmandu a birre, la metà dei chili sono a birre, festeggiamenti ovviamente. 8-10 kg? Sì. Senta Vielmo, anzitutto congratulazioni. Io mi occupo di sport da tutta la vita, ho conosciuto 3 suoi predecessori illustri, personalmente lei sarà il quarto con queste caratteristiche. Uno è Juan Oyarzabal, l'altro ovviamente Reinhold Messner e l'altro è Kurt Dimberger, che credo, non so nemmeno se sia ancora vivo sinceramente, ma di tutti questi qui credo che sia l'unico che ha una prima assoluta. Mi sa ancora. Sì, credo sia ancora vivo. Sì, vive a Bologna. Se credo, non sì. No, io volevo chiedere, è vivo. Ho capito bene, lei andò con Tarcisio Bellò all'Everest, sì. Che è qui presente. Sì. Dal versante cinese, da nord. No, l'uscita Pago doveva essere la prima spedizione Everest. Dell'Everest, da nord, sì. Da nord, versante nord. Quindi avete fatto... 2003. E quindi avete fatto la via diciamo, Mallory-Irvine... La via che era stata dettata da Irvine e Mallory. Ecco, allora, lei là in cima, io ho afferrato benissimo, mi sembra meraviglioso il fatto che lei vive spaesato tra noi comuni mortali e la sua anima si accende in qualche modo là sopra, no? Mi ha fatto venire in mente il ragazzino del film Voglio ballare, che fa quel provino malissimo e poi quando sta per andarsene un professore chiede ma ci dica una cosa, lei cosa sente quando ballo? E dice sento elettricità, credo che sia qualcosa del genere. Ma lei là sopra ha pensato mai a questo Andy Irvine che nessuno ancora ha trovato? Ha detto io adesso trovo Andy Irvine, che tra l'altro mi dice guarda che io là sopra sono arrivato, solo che sono caduto scendendo. No, purtroppo io ho trovato anche, abbiamo trovato quell'anno un corpo che è sotto a uno, perché dal versante nord ci sono questi 3 step di punti diciamo più critici, più verticali, di cui il secondo è un muro verticale di 13-14 metri.
E appena sotto, su una cingetta, c'era questo corpo, perché non si vedeva la testa, ma si vedeva le gambe, e parte del corpo, insomma il busto. Ed è lì da una vita, perché si trova a 8.600 metri, 8.700, cioè è veramente altissimo. Sì, io penso sempre a chi mi ha preceduto, ovviamente, penso a quelli che hanno dato la propria vita per raggiungere un sogno, no? Ma penso anche a tutti i miei amici che ho perso. Io al K2 eravamo, penso, in 4 a scalare, e tutti gli altri 3 sono morti. Stefano Zavka, di ritorno dalla cima, Michele Fait, che poi ha voluto ritornare, esatto, 2 anni dopo, ed è caduto con gli sci. E poi Daniele Nardi, nel suo tentativo, un'idea bellissima tra l'altro, il tentativo di una via nuova in invernale a Nanga Parbat. E quindi io mi ritengo anche fortunato, perché se su 4 sono rimasto ancora vivo, allora ogni tanto mi chiedo, ma perché io sono ancora vivo e i miei amici no? Ecco che allora mi faccio tante domande, a volte trovo la risposta, ma altre volte no. Ecco, in questa torta ipotetica, più bravo, più fortunato, più paziente, come la dividi? Forse più paziente, perché ho voluto aspettare, cioè ho impiegato 30 anni, quando adesso ci sono giovani che vogliono fare gli 8.000 in 3-4 anni e ci riescono, come dicevo prima, chiaramente sono persone facoltose, perché vogliono, non so, dire, bene, li ho scalati tutti, sono il primo di quella nazione a farli tutti, eccetera, eccetera, per notorietà, per proprio sogno, non lo so, però io li ho fatti rispettando i miei tempi, e se tornassi indietro lo farei comunque, perché ogni 8.000 io ho dato l'anima, qualcun altro non sono riuscito a farlo subito, mi sono ritirato con le rinunce, le giuste rinunce, e ho saputo apprezzare anche questo, ho saputo apprezzare questo lungo tempo, perché adesso noi abbiamo fatto una chiacchierata di 1 ora, ma avrei tante cose da raccontare, aneddoti, a volte anche simpatici, a volte drammatici, c'è un po' di tutto nella mia storia, e che un giorno sicuramente mi metterò tranquillo a scrivere, perché io ho sempre scritto poco al campo base, ma perché proprio non ce la facevo a concentrarmi, io pensavo sempre alle montagne, ai pericoli, e questo mi distoglieva a concentrarmi nello scrivere. Molti miei amici erano là a scrivere, bravi, ma io non riuscivo. Non so perché io non riuscivo, io ero come se fossi stato collegato con la mia testa alla montagna e non riuscivo a staccarmi, perché quando scrivi comunque devi staccare, devi pensare a altre storie, altri momenti, no? Io questo non sono mai riuscito a farlo, per cui un giorno troverò quell'attimo che sarò tranquillo a casa e voglio scrivere, ecco, tutti questi ricordi che ho, perché ne ho tanti. Sì, peraltro tutti gli aneddoti li puoi raccontare, perché avrai una serie, non possiamo svelarli tutti, avrai una serie di incontri che sono già anche programmati, quindi chi ti vuole incontrare sì, assolutamente. Può farlo. Un altro signore che vuole fare una domanda. Tarcisio. Ciao, Tarcisio. Volevo salutare Mario, Grazie, Tarcisio. grande compagno di scalata. E ci siamo conosciuti 27 anni fa ad Aulaghiri. Sì, ad Aulaghiri, e da allora devo dire che è molto cresciuto sotto il profilo diciamo umano e anche personale, cioè veramente è stato bravo con tutte queste scalate a mantenere la sua persona in equilibrio, che non è facile di questi tempi. Abbiamo conosciuto insieme Cristina Castagna e mi hai anticipato la domanda, perché volevo chiederti del libro, se facevi un libro sui 14.000, ma hai già risposto. Lo aspettiamo sicuramente. Assolutamente. E in tema di Cristina, siccome abbiamo inaugurato il centro Cristina Castagna l'anno scorso, il 10 di agosto, col presidente...
L'anno scorso, 2024, l'anno scorso. siamo avanti. E con sì, il che poi presidente c'era anche la nazionale spedizione italiana del 70esimo. Sì, il 70esimo in K2, e c'era il presidente nazionale del CAI Antonio Montani, e adesso siamo pronti per avviare il centro Cristina Castagna come rifugio e centro alberghiero, e anche i corsi di alpinismo. E proprio in questi giorni stavo studiando per fare questi corsi anche avanzati per future guide alpine. Ci sarebbe bisogno di una guida alpina. Quindi siamo nella fase esecutiva del progetto, perché è un bellissimo progetto, anche per ricordare insomma la figura di Cristina Castagna, che qui nel Vicentino insomma ha dato tanto. Lei era riuscita a salire 5-8000, tutti senza ossigeno, con insomma caparbietà, perché era veramente tenace come carattere, come appunto fece il suo primo 8000 che aveva 27 anni, quindi era l'Usciscia Pagma, la cima centrale, e fu la ragazza più giovane italiana a raggiungere la cima in 8000. Tarcisio poi con questo bellissimo progetto io sono andato a visitarlo tornando dal Nanga Parbat nel 2023, e devo dire, 2023, adesso qui non me le date, e devo dire che è un progetto incredibile, è riuscito, credetemi, non è facile costruire qualcosa di bello in un paese come il Pakistan, cioè è un paese veramente povero, e lui è riuscito a costruire questo rifugio con le norme antisismiche, bellissimo, che sarà il trampolino di lancio per formare nuovi alpinisti pakistani, perché rispetto al Nepal, ecco, i portatori pakistani sono indietro di 50 anni. I nepalesi addirittura adesso hanno conseguito, qualcuno di loro è riuscito a conseguire anche il patentino di guida alpina, anche se non hanno il modulo sci ovviamente, perché a loro interessa gran poco. E in Pakistan manca ancora questa figura, ecco, di guida alpina, e l'idea di Tarcisio di portarli un po' più avanti, perché sono rimasti veramente indietro, è una bellissima idea che dà, diciamo, merito suo, e speriamo che vada in porto, perché finalmente insomma anche i pakistani arriveranno a essere, diciamo, preparati rispetto ai cugini nepalesi, ecco. Quindi ti auguro un gran successo per questo bel tuo progetto. Io farei un applauso a Tarcisio Bellò. E prima di congedarci da Mario, mi pare che ci... Volevo solo sottolineare che il centro Cristina Castagna è stato realizzato ad opera dell'Associazione Montagna e Solidarietà, che è vicentina, e quindi insomma ci teniamo alla nostra vicentinità. Esatto, progetto tutto vicentino. Ultima domanda, poi... Sì, brevemente, una curiosità. In un'intervista, mi sembra ai giornali di Vicenza, tempo fa, mi sembra a seguito della spedizione sul Nanga, hai fatto una dichiarazione che per me è stata veramente sconvolgente, che gli ultimi 500 metri ci hai impiegato 10 ore. Lo confermi questo? Sul Nanga Parbat. Adesso non mi ricordo, mi sembra che fosse il Nanga. Sì, può hai essere 500 metri in 10 ore, quindi vuol dire un metro, meno di sì, un ma metro perché il Nanga Parbat è una montagna terribile, uno dei più difficili. Pensate che un mostro, quando arrivi al campo base, che è il più bello fra tutti i campi base degli 8000, perché arrivi a 4200 metri con questo prato fiorito, meraviglioso, però ti trovi di fronte a questo colosso che è 4000 metri di parete che ti separa dal campo base alla cima, alla sommità. È qualcosa di gigantesco. E lì veramente, quando riuscimmo a montare l'ultimo campo, il campo 4, e lì hai questa piramide sommitale. Io tra l'altro non stavo tanto bene, c'era anche Tarcisio, e ci fu una serie di situazioni a campo base molto sgradevoli, insomma ci ammalammo di infezioni intestinali, io, lui e anche qualcun altro. E questa infezione me la sono portata praticamente per tutta la spedizione, cercando di curarla con ogni ben di Dio che avevamo, farmaci e quant'altro. E insomma, per me è stata una salita veramente molto molto difficile, perché arrivai su che ero sfinito
disidratato, figuriamoci quella dissenteria, e impiegai veramente tanto, anche i miei compagni comunque, perché è una montagna pazzesca, è veramente... E oltre ad essere affascinante e leggendaria, perché ricordiamo che lì Messner ha perso anche il fratello in una sua salita ancora nel 1970, salendo da una parete, da versante Rupal, e scendendo dalla parete di Emir, che è quella che poi abbiamo scalato noi. E ha fatto una cosa incredibile per l'epoca, per cui tanto merito a Messner, che ha fatto una cosa allora pazzesca. E suo fratello ha perso anche la vita, come tanti altri alpinisti, purtroppo prima ho ricordato Cardinale Lenardi, Tom Ballard e molti altri, perché veramente la montagna è anche pericolosa. Chiudiamo ringraziandoti con un'ultima curiosità. Ti senti un uomo del passato o un uomo del futuro? Mi sento un uomo del presente. Grazie. Posso chiudere con un breve filmato? Sì. Allora chiudiamo con un filmatino del Gagebro 1, perché qui saluto un po' tutti alla fine. Aju? După ce citeam când s-a dus. Ha! Abbas! Qua è meglio. Oh là là. Oh là là. Campo 1. Eccolo Flo, bravo Flo, dai 10 metri siamo fuori. Marco, allora siamo a campo 3, grazie che mi hai ospitato qui nella tua tenda spaziosa. Marco, questo è 70, Bravo Flo. Grazie. Stanotte tenteremo la cima del G1, ecco campo 4 e adesso ci spostiamo del tramonto. Manca tanto per la cima, però fa freddo. Sono cotto. Siamo in vetta a G1. È semplicemente fantastico essere qui sul tetto del mondo. Voglio salutare tutti i miei compaesani, i leoniceni, i vicentini, i veneti, tutti gli italiani. Ciao della cima del G1. Grazie. Mario Vielmo, grazie. Grazie a Mario. Grazie alla Fondazione Studi Universitari per averci ospitato. E adesso, se volete condividere con noi un aperitivo, grazie a Garzadore Vicenza, ci rivediamo
prossimo mese con un altro ospite di talento. Arrivederci.